Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera, eccoci, siamo tornati qui con la nostra mongolfiera, è rimasta un po' troppo ferma negli hangar o nei box, non so come si chiama il posto dove si mantiene dove si una tengono le mongolfiera. mongolfiere. Esatto. Con me sul cestello c'è Rossella, ciao Rossella. Buonasera, bentornati a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici e anche gli altri, insomma, a tutte le persone che ci ascoltano. Esatto, che ci ascoltano a volte oggi. ritornano e noi torniamo sempre. Sì, gli ascoltatori che ci ascoltano oggi, domani, dopodomani, durante tutta la settimana. Nel nostro cestello c'è anche Omar? No, non c'è Omar. Stasera Omar non c'è. Ancora. Ma ancora forse dopo ci viene a recuperare nella nostra prossima stazione di fermata, forse lo troveremo strada facendo. E niente, direi non cambia nulla, non è cambiato nulla, neanche la sigla non è cambiata, è quella dello scorso anno. No, noi vogliamo delle certezze. No, più che altro non abbiamo il tempo per farla nuova. No, la vendila meglio. Ma sì, dai, ok, andiamo sempre col primo brano, che ormai è un brano storico, è sempre di Melania Unger, che è da anni che ci accompagna come primo brano musicale, quindi Melania. Sitting in my room, thinking about all the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile and laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. But you're the apple of my eye, the reason there are blue skies all the time. And everything I do, I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life. My ride or die. When life gets rough, your love's enough to get me through. I can depend on you. And when you're down, I'll be around, 'cause I got you, and I'm stuck on you. We're like crazy glue. We're like crazy glue. When it's late at night, I think of you and all that we've been through. You make me wanna be my best, and nothing less. You make the whole world better. You shine bright in my eyes. You're so electric in everything I do. I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life. My ride or die. When life gets rough, your love's enough to get me through. I can depend on you. And when you're down, I'll be around, 'cause I got you, and I'm stuck on you. You're like crazy glue. Like crazy glue. Like crazy glue. Thought you were the one, but all you Sì, did è bella was questa. betray me. You led me to believe you had my heart. Now I see that when life gave you lemons,
You just spat them in my face. You broke my heart. This crazy glue fell apart. When life got rough, I thought love was enough to get us through. But I was wrong about you. And when you were down, I was always around. 'Cause I loved you. I was so stuck on you. No more crazy glue. Melania Unger qui a Radio Nostra, e abbiamo lanciato giù la nostra scaletta, che abbiamo due scalette, una quella che lanciamo giù per Omar ci ha raggiunto. Aspetta, no, adesso c'è il microfono acceso, e scusate. Ci siamo? Ci sei. Boh. Ciao a tutti. Bene. Sono bene, sono contento di essere qua, che facciamo parte di questa nuova serie che va in onda tutti i martedì, Sì. dalle 21 in diretta su Radio Nostra Web. Bene. Ma sono adesso anch'io dove questa sei volta. tu? Questa volta sono a Milano. Ah, ecco, Sono ok, sei rientrato tornato. ai ruoli metropolitani. Sì. Bene, dicevo appunto, abbiamo due scalette, una è quella che abbiamo lanciato a Omar e l'altra è la scaletta degli ospiti. Qui abbiamo in scaletta come primo ospite Con il Rossella. tappeto rosso, perché noi accogliamo con un certo lusso i nostri ospiti, e siamo molto felici di cominciare questa stagione con Giovanni Timossi, che è un entomologo, un ricercatore freelance, e bentornato, è anche un amico della nostra radio. Bentornato Giovanni. Bentrovati, vi vedo in ottima forma e sono felice di essere qua con voi un'altra volta. E allora noi siamo molto felici di cominciare con Giovanni, perché ci piace sempre occuparci di animali di tutte le misure, e ci aveva incuriosito una notizia che abbiamo letto quest'estate. Due nostri connazionali sono stati arrestati in Sri Lanka perché avevano rubato qualcosa di abbastanza improbabile, di solito si ruba altro, e avevano rubato un sacco di farfalle. È vero, Giovanni? Sì, nello specifico non abbiamo, almeno io non ho trovato o reperito una lista di specie o probabili specie, diciamo, che sono state raccolte da questi due sedicenti studiosi di insetti. E quindi insetti in generale vuol dire che hanno preso farfalle, ma anche altri, probabilmente coleotteri o altri insetti, insomma, quindi non solo farfalle. Questa è la situazione, per quello che si capisce dalle notizie che sono pervenute attraverso. In Sri Lanka, perché la zona è molto ambita, oppure no? No, allora, diciamo che la questione è questa. Chiaramente sono andati in un'area protetta, altrimenti probabilmente non li avrebbe scoperti nessuno. Nelle aree protette ci sono i ranger, come da noi ci sono la forestale o i guardiaparco se si va nelle regioni autonome. Io per esperienza personale sono stato in Brasile e vi assicuro che non ci si azzarda a raccogliere niente in un'area protetta, perché sono in giro con la camionetta e con le armi automatiche al seguito, perché viene presa molto sul serio la questione del bracconaggio come forma, insomma, economica, come mercato, insomma, e quindi cercano in tutti i modi di fare il bracconaggio, insomma. Chiaramente in un'area protetta, come anche qua da noi, in generale si trovano molte più cose interessanti che non in un'area magari che non lo è, anche se stiamo parlando di aree tropicali dove la foresta pluviale o comunque gli ambienti che ci sono, anche se non sono protetti come parco nazionale, molto probabilmente sono comunque molto interessanti. Però comunque ci sono poi delle leggi internazionali che ovviamente tutelano la fauna, al di là del fatto che sia o non sia dentro un'area protetta. E poi ci sono le leggi di ogni Stato, e qui ovviamente mi fermo perché non le conosco di preciso, però insomma, ci sono da noi anche in altri Stati. Ma queste farfalle, quando loro le hanno prese, erano vive? Cioè svolzavano felici di fiore in fiore, o erano già state raccolte?
No, allora, cos'è successo? In pratica faccio una sorta di riassuntino, poi in rete si trovano un sacco di articoli sia dei quotidiani che online che quotidiani, quelli cartacei, no? Dal Corriere della Sera, la Repubblica, eccetera. Insomma. È successo che sono andati in una protetta senza nessun tipo di permesso di raccolta per ricerca scientifica, che è una cosa ben precisa, cioè vuol dire andare a raccogliere qualcosa che va studiato dal punto di vista scientifico, e bisogna avere generalmente per un parco nazionale, anche qua da noi, il supporto di un'istituzione alle spalle. Loro probabilmente non credo che non sapessero quali fossero i confini dell'area protetta, è un po' difficile come posizione, no? E comunque sarebbe stato opportuno, se non altro, chiedere il permesso di raccolta, anche se magari non sei in un'area protetta. Da noi ci sono i parchi nazionali, ma ci sono i SIC e le ZPS, per cui ci sono i siti Natura 2000, e io sinceramente io sono un ricercatore, per cui se devo fare dello studio di fauna all'estero, ovviamente mi informo con le istituzioni locali per sapere come mi devo regolare. Se invece sono uno che va all'avventura e si spaccia per un ricercatore, le cose vanno a finire poi come purtroppo anche dobbiamo dire giustamente in questo senso. Per cui li hanno pescati che con un retino andavano in giro senza nessun tipo di permesso in un'area protetta. Ovviamente li hanno fermati, gli hanno chiesto se avevano dei permessi di ricerca, suppongo, non avevano niente, morale della favola, li hanno arrestati e gli hanno comminato una multa decisamente sostenuta, $200.000, non è una cosa da poco. Ora, al di là di questo fatto dell'importo che pare enorme, ma in realtà se andate a cercarvi un po' di articoli su internet vi troverete che i ranger parlano di una continua depredazione in aree protette dello Sri Lanka da parte di pseudo studiosi di insetti o piante, perché ci sono anche le orchidee, ci sono le piante medicinali, ce n'è per così, insomma. E quindi probabilmente hanno voluto anche dare una sanzione molto pesante, in modo essendo una cosa che era reiterata negli anni, evidentemente, per dare un segnale ben preciso a chi si avvicina alle cosiddette alle bellezze naturali di questi posti, che sono veramente incredibili, e perché non si azzardi minimamente nessuno a raccogliere animali, fauna o flora, tanto più in un'area protetta, insomma, non solo in Sri Lanka. Ecco. Quindi la cosa è questa. Allora il punto qual è? Il punto è questo, che loro hanno raccolto animali, li hanno soppressi sul posto. I commenti sono stati un po' a giustificarsi, ma non valgono niente sul mercato. Un pugno di mosche c'erano, che insomma sembra un pugno di farfalle. No. In pratica sembrano essere stati dei collezionisti, no? Questi che sono anche un medico abbastanza noto nell'area italiana. Ma il collezionista, cioè può il collezionista depredare, cioè prendere, cosa vuol dire essere collezionista di farfalle? Bella questa domanda, questa è una domanda molto interessante, che per svilupparla ci vorrebbe... A Radio Nostra facciamo sempre domande interessanti. No, facciamo una cosa breve, nel senso che in campo scientifico il termine collezione scientifica ha un ben preciso significato. I musei sono pieni di collezioni scientifiche, certo. Molte persone, io stesso ho una collezione scientifica a casa di studio, è una collezione che ha un senso, cioè si tratta di contribuire allo sviluppo delle conoscenze in un certo campo della zoologia o della botanica, per cui c'è chi raccoglie e studia. È fondamentale chiaramente avere i campioni di studio, altrimenti come fai a studiare? Se tu prendi una specie A e una specie B e fai fatica a distinguerle sul campo, devi per forza di cose portarle a casa, e quando sei a casa inizi a studiare nei dettagli
l'anatomia di questi animali, fai uno studio dell'anatomia comparata e dici bene, questa è la specie A e questa è la specie B. Questo è quello che fa una persona che studia, in particolare come me. Io sono un tassonomo, tassonomia vuol dire dare nome agli animali o alle piante, ma in questo caso agli animali, e questo è quello che facciamo. Ovviamente quando studiamo noi pubblichiamo, quindi quando uno dice che è uno studioso deve dimostrarlo, cioè deve avere uno score, per così dire, di pubblicazioni scientifiche, altrimenti non è uno studioso, è un appassionato. Non c'è niente di male nell'essere appassionati di una materia scientifica. Il 70% dei contributi scientifici non è appalto di studiosi, parlo per l'entomologia, istituzionalizzati, ma di grandissimi appassionati. Uno dei più grandi studiosi di entomologia al mondo era italiano ed era un insegnante della scuola elementare che ha descritto qualcosa, credo, come 4.000 o 4.500 specie diverse di coleotteri staffinidi di tutto il mondo. Però era uno studioso, ha pubblicato centinaia di lavori scientifici. Questo è una persona che studia e sicuramente era una persona intelligente che non andava in giro a depredare senza un permesso di ricerca. Anzi, per la precisione, non era neanche uno che si muoveva troppo, ma era diventato così bravo che dall'estero gli mandavano scatole di roba da studiare e da pubblicare. Allora, questo è uno studioso. Ed è purtroppo è anche un collezionista, perché alla fine la collezione scientifica questo è. Ma il collezionismo, sapete, ha, diciamo, delle sfumature molto diverse in campo soprattutto naturalistico e soprattutto dal punto di vista estetico, per cui collezionare farfalle dall'epoca vittoriana di Darwin, che facevano le spedizioni in giro per il mondo, era far vedere di avere una ricchezza, no, culturale, che poi in realtà non è solo così, depredando mezzo mondo e portando a casa un sacco di esemplari che più che per lo studio erano per l'esposizione, per far vedere che si possedevano queste cose rarissime. E purtroppo questo leitmotiv va avanti ancora adesso. Ci sono persone che non studiano insetti, ma li collezionano solo per guardarli e basta, fine del discorso. Questo è il collezionismo becero, cioè quello che non serve a nessuno. Oltretutto, purtroppo, possiamo anche aggiungere un'altra piccola parentesi, che è vero che alcune specie collezionali non reca danno alla specie, perché la specie di sicuro non si estinguerà per colpa dei raccoglitori, ma si estingue per la distruzione degli habitat. Però siamo anche in una fase cosiddetta dell'antropocene, in cui abbiamo un impatto sulla biodiversità a livello globale enorme, per cui io almeno personalmente non sopprimo neanche le specie comuni, perché non ce n'è bisogno, non c'è necessità e io le studio, voglio dire. Qui invece si tratta di un caso di evidentemente collezionismo pure semplice, nient'altro. Ascolta, io invece ho una domanda molto meno carina, ma è una curiosità. Allora, questi esemplari quindi sono stati presi vivi nel loro ambiente. A me sono sempre sembrate delicatissime le farfalle. Mi ricordo che dicevano, no, di non toccare le ali perché altrimenti poi non volano più, eccetera, o comunque hanno un'aria così leggiadra, così no, rappresentano proprio la leggerezza. Come fai a conservarle e a portartele in giro? Beh, qui si parla di tassidermia, per così dire, di invertebrati, però. Gli invertebrati, come tutti gli insetti, i crostacei, anche meno i ragni, ma anche i ragni, in linea di massima hanno uno scheletro esterno, di conseguenza mantengono la loro forma anche dopo la morte, no? Mentre ad esempio se devi collezionare uccelli o mammiferi, devi spogliarli, portarti via la pelle e poi ricostruire il manichino, ma altrimenti vanno in putrefazione. Gli insetti si asciugano, si seccano e vengono portati secchi e poi vengono reidratati in laboratorio e ripreparati, perché si mollano, per così dire, in una camera umida e vengono ripreparati. Quindi queste persone cosa fanno? Li raccolgono, li sopprimono con metodi che preferirei evitare di raccontare, anche perché forse qualcuno potrebbe anche rimanerci veramente male. Ripeto, io lo faccio solo per motivi di studio e su quello che devo studiare, perché altrimenti non posso farne a meno, però vengono raccolti e messi in delle bustine di carta pergamino liscia, in cui non si desquamano,
vengono accumulati in una scatola, come si chiamano? Una scatola di plastica qualsiasi, una di quelle che usiamo anche per gli alimenti, e poi uno se le porta a casa. La cosa purtroppo qui è questa, che era in un'area protetta. Oltretutto il livello di conoscenze che ci sia in certi paesi sulla fauna è molto basso rispetto a quello che abbiamo noi nella fauna nostra, per cui di conseguenza ovviamente gli hanno comminato una pena del genere, perché sicuramente avranno raccolto specie endemiche, ovvero presenti esclusivamente lì. Probabilmente anche specie ancora da descrivere, neanche conosciute. Un danno dal punto di vista veramente forte, e purtroppo questa è la realtà. Ci siamo dissociati tutti da questo tipo di attività. Anche da noi è vietato raccogliere specie in aree protette, e specie protette anche se non sono in aree protette. Ci sono delle convenzioni in particolare, ve ne accenno due al volo. Una è la Convenzione di Washington, si chiama CITES, che protegge specificatamente un sacco di animali, esatto, rettili, anfibi e poi anche ovviamente anche insetti, in particolare delle farfalle, di cui forse Luigi sta mandando le foto che ho mandato, le cosiddette ornitoptera, ovvero ornitoptera, quindi una farfalla che assomiglia a un uccello per la grandezza che hanno. Sono farfalle che raggiungono 20-25 cm di apertura alare, sono quasi per questo sono stati chiamati in questo nome scientifico, e queste sono rigorosamente protette, ma non solo gli esemplari, anche le parti. Quindi, perché c'è un commercio anche delle parti, ovvero corna di rinoceronte, per esempio, o tutte le corna che danno l'avorio per il contrabbando appunto dell'avorio. Quindi la CITES protegge a livello mondiale tutta una serie di organismi, comprese delle farfalle. Adesso io non so se c'erano specie in CITES fra quelle raccolte da questi signori, però prima o poi magari si verrà a sapere. Poi c'è una direttiva che è europea, specificatamente la direttiva Habitat, che protegge tutta una serie di organismi, anche in Italia, e specie di habitat e specie. E anche qui abbiamo una protezione rigorosa. Io sto pubblicando un articolo su una rivista scientifica che riguarda una di queste specie, e queste specie non possono essere raccolte neanche per lo studio, a meno che non si ha un'autorizzazione specifica, oppure come può succedere, raccogliendole per sbaglio, cioè non riconoscendole come tali perché magari sono rovinate oppure sono difficili da riconoscere, e quindi si commette un errore. Poi devono essere depositate in un museo, in un'istituzione. Io vi consiglio, se volete approfondire certi argomenti, un bellissimo libro di qualche anno fa, che è Trafficanti di natura, di Rudy Bressa, che è un giornalista, e che riporta delle cose interessanti. Cioè, l'incipit è questo: il valore stimato che si aggira intorno ai 23 miliardi di dollari che hanno all'anno è quello che riguarda il traffico di animali. Sì. Parliamo quindi di animali vivi, per anche quelli che vengono, i pet, come si dice, gli animali da compagnia. Da compagnia, ma molto spesso che sono anche protetti, e anche tutto il traffico che riguarda anche ovviamente le parti degli animali. Le parti. L'avorio, le piume. Sapete che alcuni uccelli sono stati quasi portati sull'estinzione, perché qua nell'epoca vittoriana dovevamo fare i cappelli belli con le piume sopra, quindi la gazzetta ad esempio era a rischio di estinzione, è diventata una specie protetta. Quindi ci sono tutte queste cose a cui una che studia e che si occupa di conservazione della biodiversità e la studia per conservarla sa benissimo. Chi invece fa collezione in maniera becera per poi scambiare gli esemplari con qualcun altro che non ha perché è più raro, lì non è più ammissibile, insomma. Giovanni, poi allora diciamo che forse qualcuno vuole ancora avere delle farfalle in casa per poter invitare qualcuno a vedere la famosa collezione. In effetti io volevo dire, state attenti a chi vi invita in casa a vedere delle farfalle, perché può darsi che siano di contrabbando. Però attenzione, come vi dicevo prima, c'è un dipartimento, per così dire, dei carabinieri che si occupa proprio delle specie in CITES. A Modena c'è una delle fiere di entomologia più importanti europee, a cui vado regolarmente una volta all'anno,
in cui ci sono esemplari CITES che sono venduti perché ci sono delle fattorie, per così dire, che allevano delle specie per poterle mettere in commercio, proprio per i collezionisti che collezionano animali come se fossero francobolli alla fine. Questo è il concetto. Qui c'è tutta una filosofia dietro, voi potete ben immaginare, perché è un po' come quello che viene definito, adesso la Rossella mi aiuta magari, la sindrome, quando si guarda un quadro bellissimo. Di Stendhal. Di Stendhal, esatto, la stessa cosa per gli animali. Ci sono persone che di fronte a una farfalla incredibile perdono letteralmente la testa e la devono possedere, e ne ho conosciute di persone che hanno speso migliaia di euro per comprare delle farfalle, va bene? Non è il caso mio ovviamente, infatti io se devo invitare qualcuno per le farfalle lascio proprio perdere, le mie farfalle vanno più o meno dai mezzo centimetro, dai 5 millimetri ai 15, per cui proprio cioè ti la mettete sul microscopio. Allora esatto, devi invitarle al microscopio. No? La passione è già svanita dopo 5 minuti. Va bene. Ascolta Giovanni, niente, ci sentiremo prossimamente con qualche farfalla che hai scoperto, falena che hai scoperto, no? Perché leggiamo che ne scopri una al mese. Ne ho già un paio. Esatto, sì. Vabbè, insomma, questi qua vanno già un po' pazienza ce le ho. Avranno avuto queste novità. Scusa Gianluigi, sì, a proposito di farfalle nuove che tu scopri, ma le scopri adesso perché le hai viste adesso o perché arrivano adesso sul nostro territorio? No, sono specie inedite, ma non le ha mai viste nessuno. Cioè, quindi sono nate adesso, sono recenti? No. Ci sono da più o meno le farfalle da 200 milioni di anni, siamo noi che non sappiamo la biodiversità che ci circonda e di conseguenza regolarmente, non solo in Sri Lanka o in Amazzonia, ma anche in Italia e in Europa scopriamo specie, la scienza non le ha mai scoperte, vengono descritte nuove specie per la scienza. Ci sono sempre state, siamo noi che non le vediamo. Questo è un dato di fatto, per quello che si dice che noi stiamo estinguendo una specie che non abbiamo neanche mai descritto. Io avevo qua un trafiletto, vi dico solo che Linneo, che ha iniziato a fare l'inventario delle specie animali e vegetali nel 1758, 12ª edizione del sistema Nature, su cui si basa ancora la classificazione adesso di animali. Pensate, dal 1750, quindi un sistema decisamente performante, visto che dopo un po' di secoli funziona ancora, aveva descritto 20.000 specie, adesso siamo arrivati a 2 milioni. Pensate un po'. E si stima che ce ne siano 10 di milioni di specie su questo pianeta. Cioè, la nostra biosfera noi non la conosciamo. E come sapete bene, insomma, campo scientifico, umanistico, ma non avere le conoscenze di qualcosa vuol dire rischiare di brutto. La nostra stessa specie rischia non avendo le conoscenze complete dell'ambiente che ci circonda. Un'altra volta, sì, Giovanni, dai, approfondiamo un po' questo discorso perché è molto interessante. Grazie mille, Grazie. Buone indagini, perché sappiamo che sei immerso ancora nello studio di un ambiente molto interessante, quindi ci racconterai tutto al prossimo incontro. Va bene. Senz'altro. Grazie Ciao, a voi e Giovanni. Grazie mille, ciao. Beh, avranno Grazie, avuto ciao. un brivido questi qua che hanno preso le farfalle. Come ci vuole un brivido, ci racconta Andrea Rana con il suo Stavo brano musicale. aspettando.
ci vuole fegato per guardare in faccia alla realtà, ci vuole un attimo per voltarsi e poi fuggire via, ci vuole fegato, lo sai, per far crescere ogni tua idea, ci vuole un brivido, se vuoi sentirla sempre un po' più tua, perché l'amore improvvisato prima prende e toglie il fiato, poi ti lascia a piedi proprio in mezzo a qui, ma un amore se sincero vive oltre ogni pensiero, allora canterai. Ci vuole fegato per restare al mondo liberi, ti viene il vomito quando vedi che non è così, ci vuole fegato, lo sai, se vuoi che silenzi parlino, ci vuole un brivido, se vuoi che gli altri se ne accorgano, perché non siamo tutti uguali ma abbiamo desideri che ci fanno somigliare un po' di più, e a chi dice non è vero tu rispondi col pensiero, a loro canterai. Non siamo tutti uguali ma lasciamo che domani ci spaventi ogni giorno un po' di più, e a chi dice non è vero tu rispondi col pensiero, a loro canterai. Ripenserai alle strade del tempo e sentirai quella voglia che ti dice di andare, e scoprirai la gioia di avere un senso. Bene, sta finendo il video di Andrea Rana. Dove sono? Autista, dove sono? Sono in un pullman, dove sono? È tutto buio, non ci vedo. Autista, scusi, dove sei? Bene, Vieni, potresti venire qua. Io non so l'autista dove se n'è trovo. andato e siamo di nuovo qui con la nostra mongolfiera. Torniamo a Venezia e a Venezia ci sta aspettando Alessandra Marcon. Buonasera Alessandra. Un attimo il microfono, ecco qua, adesso è acceso. Mi sentite? Adesso sì, bene. Buonasera. Benvenuta Alessandra, che è architetta e urbanista e è ricercatrice presso l'Università di Venezia, lo UAV, e è stata anche abbastanza a lungo a Parigi presso l'Università Eiffel, ma noi l'abbiamo chiamata per farci raccontare un pochino di un progetto che si chiama Cities 2030. Prego Alessandra.
Grazie, buonasera, grazie mille di avermi invitato a questo programma che scopro questa sera e che seguirò sicuramente nei prossimi incontri. Sì, come diceva Rossella, io sono ricercatrice in urbanistica allo UAV di Venezia e sono tornata proprio da Parigi grazie a un progetto di ricerca europeo che si chiama Cities 2030 e CITI sta per un acronimo, cioè Co-Creating Resilient and Sustainable Food System Toward Food 2030, cioè co-creare sistemi alimentari resilienti e sostenibili verso Food 2030. Che cos'è Food 2030? È quel quadro di politiche e strategie europee che puntano, diciamo, alla transizione dei sistemi alimentari attuali, sistemi alimentari che sono purtroppo basati appunto su lunghe catene di approvvigionamento, su sistemi di produzione che pongono dei grandi interrogativi rispetto ai metodi di produzione, rispetto a come sono retribuiti i produttori stessi, ma non solo, hanno un impatto importante anche sull'ambiente, sulle risorse comuni che sono quelle del suolo, dell'aria, dell'acqua. E queste sfide appunto che stanno mettendo alla prova proprio i sistemi alimentari attuali a scala globale spingono l'Europa, ma non solo, anche i governi europei a pensare a nuove politiche che incidano proprio e che spingano verso una tradizione, verso modelli più sostenibili e resilienti. Ecco, questo è insomma, il contesto in cui si iscriveva il progetto di ricerca Cities 2030. Ok, questo quindi è la cornice. A livello locale di Venezia, diciamo, come Certo. si declina questo progetto? Certo. Allora, come dicevo, sono tornata a Venezia proprio grazie a questo progetto, perché l'Università UAV di Venezia era uno dei 40 partner coinvolti in questo progetto di ricerca che si focalizzava su in particolare 8 città europee e 2 regioni e si svolgeva attraverso 2 sistemi di laboratori, diciamo così. Un Policy Lab che aveva appunto l'obiettivo di promuovere o creare nuove politiche per il cibo e un Living Lab che consiste a coinvolgere in maniera attiva, quindi il sistema vivente di attori che fanno parte del sistema cibo locale. Quindi queste città, queste 8 città e queste 2 regioni erano proprio coinvolte all'interno di questo progetto per pensare, promuovere e dare vita a nuove politiche o comunque promuovere delle idee di nuove politiche alimentari locali che ingaggiavano la città dentro, facendo riflettere, diciamo, gli attori del sistema cibo di questa città all'interno di quello che è il contesto regionale, territoriale. E il progetto muoveva il modello del City Region Food System, cioè un modello teorico concettuale che però ha un risvolto anche molto pratico, fisico sul territorio, che vede una città iscritta proprio all'interno del suo territorio e quindi con l'obiettivo di ristabilire delle connessioni locali a quello che è il sistema produttivo agricolo proprio legato, che un tempo diciamo era legato a questi sistemi urbani e che con il tempo Ma quindi il progetto sono... è rivolto più alla produzione o al consumo? No, il progetto è rivolto a tutta la filiera del sistema cibo, quindi dalla produzione al consumo attraverso le fasi della trasformazione e della distribuzione, anche la fase dello scarto, con l'obiettivo, l'obiettivo, uno dei grandi obiettivi di queste politiche alimentari è proprio raccorciare le distanze che si sono create tra produttori, quindi il sistema agricolo che un tempo alimentava le città stesse e che stava attorno, diciamo, diciamo accorciare appunto le distanze tra i produttori e i consumatori, distanze che sappiamo oggi sono cresciute moltissimo, tanto da slegarci
diciamo, dai produttori che ci nutrono oggi, produttori che non conosciamo, che sono dall'altra parte del mondo e che stanno subendo appunto le conseguenze di questo sistema cibo insostenibile. In questo sistema, in questo progetto c'era anche, vedevo anche il discorso dell'Atlante del cibo, no? Dove Assolutamente, in sì. qualche realtà, in qualche città è già stato avviato e volete attivarlo anche qui a Venezia. Sì, allora uno degli obiettivi, anzi l'obiettivo centrale del Venice Lagoon Lab, cioè del laboratorio avviato dall'Università di Venezia, era proprio di creare un Atlante del cibo per la laguna di Venezia. Allora, l'obiettivo appunto era creare uno strumento che intendiamo come un dispositivo che possa ricucire, diciamo, le pratiche locali legate al sistema alimentare della laguna e promuovere, speriamo, nuove politiche locali del cibo. Si tratta di uno strumento, quello dell'Atlante del cibo, che come diceva Gianluigi è già stato attuato, già messo in opera da altre città italiane come Torino, Roma, Matera. E lo intendiamo come una piattaforma, cioè il suo risvolto pratico, fisico, è quello di una piattaforma online che è in costruzione e che metteremo online a breve e che fa un ritratto, diciamo, del sistema cibo della laguna di Venezia. Un ritratto che racconta la complessità del sistema cibo veneziano, della laguna, una complessità che abbiamo cercato di ridurre e di rendere accessibile appunto ai diversi utenti che accederanno a questa piattaforma, dando informazioni di vario tipo, anche cartografico, su come funziona il sistema alimentare della laguna, ma anche facendo emergere quali sono le sfide, quali sono le tensioni che attraversano il sistema cibo lagunare. Ecco, e quindi ma è anche una piattaforma che diciamo come si può dire? Raccoglie l'esito di tutte le attività che sono state svolte durante questi 3 anni del progetto di ricerca, attività che erano legate soprattutto a delle esperienze pedagogiche. Sono state svolte 2 summer school, 2 workshop che hanno coinvolto anche il territorio di Cavallino Treporti e altre attività pubbliche, tra cui appunto il Food System Dialogue, cioè il dialogo sul cibo che abbiamo organizzato proprio quest'ultimo settembre in sala consiliare al comune di Cavallino e che ha visto coinvolti una serie di attori proprio del territorio del Cavallino, attori che partecipano al sistema cibo e con cui abbiamo dialogato per pensare a alcune azioni, possibili azioni da mettere in opera domani. Alessandra, avete pensato anche a qualche ricetta tipica in stile City 2030? Visto che il 25 prossimo venerdì ottobre è il pasta day, che sugo ci consigli? Wow, che domanda, una bella domanda. Allora, c'è una ricetta che spesso portiamo, quando organizziamo questi eventi pubblici, facciamo sempre riferimento alle ricette. Infatti la ricetta è un ottimo modo per entrare dentro al sistema cibo locale e pensare a come tutti i giorni noi siamo legati, partecipiamo, dipendiamo dal sistema cibo e quindi la ricetta è un ottimo modo per capire quanto siamo legati al sistema alimentare e di solito portiamo la ricetta delle schie fritte su un carpaccio di castraure, che è una ricetta in realtà che non è una ricetta in realtà che esiste proprio, qualcosa che abbiamo, come dire, combinato da alcune idee, insomma, insomma insieme abbiamo pensato a questa ricetta e chi lo sa, magari una pasta con le schie fritte e le castraure potrebbe essere buona, bisognerà sperimentare. Assolutamente sì. Ma qui siamo pronti al sacrificio.
Va bene Alessandro, Va bene. allora quando verrà pubblicato questo Atlante magari Ci ci sentiamo. risentiamo e così ce lo presenti e ci spieghi se è fruibile da tutti, eccetera. Molto volentieri. Va Va bene, bene. grazie Grazie mille mille. intanto. Grazie a voi, buona serata. Buon lavoro, ciao. A Ciao. presto. Eccoci qua nuovamente collegati. Qua rimaniamo sempre a Venezia, no, Rossella? Aspetta che ti accendo il microfono. Stasera anche... restiamo a Venezia. Sì.
Restiamo a Venezia, abbiamo con noi Giacomo Cervo, benvenuto Giacomo, Buonasera a tutti e tutte. che è il segretario comunale di Sinistra Italiana a Venezia e soprattutto è un esperto di problema casa e noi l'abbiamo invitato per farci raccontare un pochino perché fra le altre cose sicuramente Venezia soffre un problema molto grave che adesso Giacomo ci racconta bene, ma purtroppo la situazione di Venezia crediamo sia sovrapponibile a quella di tante altre grandi città dove ci sono studenti e dove ci sono turisti che entrano un po' in rotta di collisione e insomma i problemi si amplificano invece che semplificare. E, vabbè, e quindi diamo la parola a Giacomo che ci racconta un pochino. Che Partiamo ha un dagli occhio di riguardo studenti. per le case di Venezia. Partiamo dagli studenti, Giacomo. Sì, partiamo dagli studenti. Diciamo, la questione abitativa per gli studenti ha delle caratteristiche in parte diverse rispetto a quelle che occupano, diciamo, i residenti della città storica. Da una parte una problematica importante è la questione delle borse studio, perché il Veneto è ogni anno la regione con più idonei non beneficiari, cioè persone che hanno diritto alle borse di studio ma non gli viene assegnata perché la regione non stanzia i fondi. Solitamente dopo qualche mese di ritardo a coprire questo buco ci pensano gli atenei, sia veneziani, ma questo problema essendo regionale, dipendendo dalla regione, si verifica anche diciamo, nelle facoltà di Padova o Verona. E dall'altra parte c'è invece la questione più diciamo, prettamente veneziana che riguarda gli studentati, come sono stati costruiti, come sono stati finanziati. Gli studentati veneziani in larghissima parte sono stati costruiti con una collaborazione fra pubblico e privato, che ha portato però che solamente una percentuale irrisoria dei posti letto è direttamente a disposizione dell'ente per il diritto allo studio, mentre una larghissima parte dei posti letto in questi studentati, parlo di Santa Marta come quello vicino alla stazione, sono in realtà gestiti da privati con prezzi di mercato. E questo cosa comporta? Comporta che gli studenti, trovandosi quindi con un numero di posti letto direttamente gestiti dall'ente per il diritto allo studio molto limitato, si rivolgono al mercato privato, andando da un lato a ingolfare un mercato che è già diciamo molto chiuso anche dalla questione degli affitti brevi, dei bed and breakfast. Immagino che sia una questione che anche voi conoscete bene e che ingolfando il mercato vanno a competere con i residenti per di fatto un numero di abitazioni ridotto, abbastanza ridotto. E, tra l'altro Venezia ha un numero di studenti che chiedono di vivere in città relativamente ridotto rispetto ad altre università, perché gli studenti veneziani, degli atenei veneziani, sono in larga parte dei pendolari dal Veneto e dal Friuli, mentre ad esempio a Padova il numero dei fuorisede, cioè persone che vengono da tutta Italia e non possono chiaramente andare e tornare in giornata, è molto superiore. E nonostante il numero degli studenti che cercano casa non sia così ampio, di fatto gli studenti stanno venendo pian piano espulsi dal centro storico esattamente come capita purtroppo ai residenti. Esattamente, ci sono affitti per studenti o nei gruppi WhatsApp a Spinea o già nel Milanese, quindi a una discreta distanza dalla città e comunque a prezzi non esattamente economici, si parla comunque di 350-400 euro una stanza singola per stare a Spinea, per stare nell'isola. Ma quelli di Spinea, guarda che si stanno offendendo, cioè, cosa c'è di brutto nello abitare a Spinea? Ah, niente di male, anche io vengo dalla provincia, ancora più provincia, vengo dall'Alto Vicentino, però naturalmente uno studente vorrebbe vivere nella città in cui studia e soprattutto in una città che può raggiungere coi mezzi anche, diciamo, in orari più tardi, perché naturalmente se per il comune di Venezia ci sono le 2 linee del notturno che coprono una buona fetta della terraferma, per la provincia invece i trasporti notturni sono molto limitati, quindi uno studente si perde un pezzo di quella che è l'esperienza del fare l'università. Certo.
immaginiamo che sì, diventa un po' tristanzuola la vita, no? In questi... Anche perché giustamente se uno è studente molto spesso non ha l'auto, poi insomma l'auto anche cerchiamo ormai di usarla meno, eccetera. Quindi per gli studenti è molto difficile. E per i residenti? Per i residenti la questione è ancora più complessa e sono ancora di più gli attori che entrano in campo. Perché da un lato, come ho già accennato, uno dei problemi principali per quanto riguarda il centro storico è la concorrenza dei bed and breakfast e degli affitti brevi, che naturalmente permettono ai proprietari di casa delle rendite molto superiori rispetto a un affitto a un residente. E questo problema potrebbe essere in parte affrontato a Venezia, unico comune in Italia, grazie all'emendamento Pellicani, che qualche giorno fa sono stati 2 anni dall'approvazione. È stato approvato, se non ricordo male, verso la fine del governo Draghi, e permetterebbe, unica città d'Italia, Venezia, di mettere un limite o legiferare meglio per quanto riguarda il bed and breakfast. È una legge chiaramente insufficiente per affrontare il problema a fondo, però sarebbe già un inizio. Dopodiché l'altra questione importante è il declino del patrimonio residenziale pubblico. Venezia è uno dei comuni d'Italia con il patrimonio pubblico di case popolari più sviluppato. Venezia ha, se ricordo bene, circa 10.000 alloggi di ERP, quella edilizia residenziale pubblica, divisi fra l'ente comunale, Insula, e l'ente regionale, l'ATER. Di questi 10.000 alloggi, 10.000 appartamenti, più di 2.000, se ricordo bene 2.500, sono sfitti perché non rispettano più le normative vigenti, cioè sono appartamenti costruiti per quanto riguarda il centro storico. Di questi 2.500 sono abbastanza equamente divisi fra terraferma e isola, quindi circa 1.200-1.300 sono in centro storico di questi appartamenti sfitti. Sono appartamenti costruiti durante il fascismo negli anni 50-60 successivamente. Questi appartamenti, naturalmente costruiti negli anni 50-60, nel boom economico, in velocità, rispettavano le normative degli anni 50-60, sono state assegnate, ma ritornano al comune dopo 40-50 anni in cui sono state abitate, necessitano di lavori per essere di nuovo assegnate. E il comune ad oggi investe più o meno quello che è necessario per coprire il turnover, cioè vengono assegnati più o meno gli appartamenti che tornano. Non c'è un piano casa strutturato e organico nel comune di Venezia, a differenza di quello che è stato fatto in tante altre città. Ad esempio a Bologna stanno approvando un piano casa molto ambizioso. E diciamo, questo è un altro aspetto che potrebbe già toccare il vivo della questione, perché parlando di più di 1.000 alloggi nel centro storico si parlerebbe veramente di ridare linfa vitale con un bel numero di residenti all'interno anche dell'isola. Naturalmente di questi appartamenti c'è bisogno anche in terraferma, si parla di più o meno lo stesso numero anche in terraferma. E quindi ci sono, scusa perché è un numero veramente gigantesco per il comune di Venezia. Alessandra, se vuoi intervenire, visto che sei urbanista e abiti a Venezia, fallo tranquillamente. Allora, più di 1.000 alloggi, che sarebbero 1.200 circa, che sarebbero disponibili, che sono di edilizia popolare, che quindi possono venire assegnati, ma non sono abitabili perché non sono stati fatti i lavori di adeguamento, non so, degli impianti, eccetera. E poi ci stupiamo che la popolazione a Venezia continua a diminuire e basterebbe forse cominciare a sistemare queste case, non so, forse la faccio troppo facile. Sarebbe già un punto di partenza importante questo. Naturalmente non basta per affrontare il problema, perché dall'altro lato della questione abitativa a Venezia sono i servizi. Faccio un esempio che è un tema che mi è caro e che ho seguito molto in questi mesi. Ad esempio nel quartiere di Santa Marta, vicino alla stazione, se avete presente, che è una delle parti del centro storico che sono rimaste più vive, sono rimaste più abitate e meno toccate dal fenomeno turistico.
anche perché banalmente i turisti arrivando dalla stazione di solito si dirigono verso Rialto, si dirigono verso Piazza San Marco e quindi per Santa Marta non hanno necessità di passare. Si era parlato di costruire una seconda stazione a Venezia, che sarebbe stato un collegamento da un lato con l'aeroporto e dall'altro con la crocieristica, con il polo croceristico vicino a San Basilio. Questo progetto era stato portato avanti dall'autorità portuale, che ha un piano regolatore a parte rispetto a quello comunale e quindi ha molta più libertà, e fino a settembre di fatto non se ne parlava, non era neanche passata in consiglio comunale la cosa. Dopo è uscita in consiglio comunale e si è aperta la discussione in centro storico su questa seconda stazione, con più o meno tutti che siamo d'accordo che non sa da fare, per fare una citazione alta. Perché? Perché questa stazione e gli edifici annessi andrebbero di fatto a distruggere i parcheggi di Santa Marta, che sono quelli che vengono utilizzati da una parte dei residenti e soprattutto permettono il mercato, che è uno dei più grandi di Venezia, il mercato di Santa Marta, e permette a diverse attività, panifici, fruttivendoli, di poter coprire il quartiere di Santa Marta pur non vivendo a Venezia. Molti dei lavoratori di Santa Marta, dei servizi, non sono veneziani, e andando a togliere il parcheggio di Santa Marta, tutte queste attività sarebbero andate a morire. L'autorità portuale ha ribadito, ma vi facciamo i parcheggi al tronchetto. Tante care cose, ma se io devo fare il mercato, il banchetto non è che posso prenderlo e montarlo su People Mover. Ho bisogno di parcheggiare lì se voglio fare il mercato. E diciamo, questo è un esempio, forse uno di quelli più, diciamo, calzanti, perché veramente si parlava di un'opera che avrebbe ridisegnato l'accesso alla città storica creando questa seconda stazione. Però di esempi di mancanza di servizi al centro storico ce ne sono molti, perché le persone devono vivere a Venezia, ma devono voler vivere a Venezia, devono avere lavoro di qualità, quindi bisognerebbe parlare anche di cosa è rimasto a livello lavorativo nel centro storico, al di fuori del percorso turistico, che permette solamente, diciamo, una tipologia di lavoro, spesso lavoro che è grigio tra il bianco e il nero, diciamo, o lavoro comunque intermittente. Al di fuori di questo, se una persona vuole vivere a Venezia, vuole fare un lavoro che gli permetta di mettere radici, cosa c'è nel centro storico? E allargerei la questione anche alla provincia di Venezia e al comune di Venezia, che a ogni rilevazione perde punti di PIL pro capite, di ricchezza pro capite rispetto al resto del Veneto. Oggi per PIL pro capite Venezia è la penultima provincia del Veneto, è davanti solamente a Rovigo. Tutte le altre province venete hanno un PIL pro capite molto più alto. La più ricca, Vicenza, ha 6.000 e passa euro di PIL pro capite in più, Sì, che fanno evidentemente la differenza. però c'è da mettere sul discorso che Venezia, la provincia di Venezia, vive di turismo e sappiamo quanto, diciamo, nero sul turismo si arriva a un 30-40%, quindi abbiamo forse questi dati che non sono veri, che non sono veritieri, che sono un po' drogati appunto dalle attività turistiche. Esatto. A Venezia questi discorsi se ne parla da sempre sul discorso delle abitazioni, del tessuto civile, della vita di Venezia che sta scomparendo appunto a causa del turismo. Negli anni 70-80 si è fatto quasi nulla perché i cittadini veneziani rimanessero nella città di Venezia, e forse adesso siamo anche un po' in ritardo, forse è difficile, no, recuperare il tempo perso negli anni 70-80. E proverei anche a guardare l'altro lato della bilancia. È vero, Venezia è stata la prima città italiana a vivere il fenomeno dello spopolamento legato al turismo, cioè questi due fenomeni collegati. È stata la prima in Italia e forse quella che l'ha vissuta anche in modo più profondo. E prima, ricordo che qualche giorno fa ho visto una fotografia di una manifestazione per i diritti della casa a Venezia, era una fotografia del 78. Però c'è l'altro lato della bilancia, cioè questo problema che è più radicato, più profondo e ha una storia maggiore, ha prodotto a Venezia una ricchezza di movimenti, di elaborazione, di capacità anche di pensare il problema e di fare azione collettiva
che può fare veramente scuola alle città che si confrontano con questo problema da poco più di un decennio. Ad esempio, ho citato il caso lì di Santa Marta. I cittadini di Santa Marta si sono organizzati in un comitato, il comitato Waterfront, e sono riusciti per ora a mettere le autorità portuali spalle al muro, supportati anche in consiglio comunale da diversi consiglieri, e diciamo Venezia è stata sotto molti punti di vista una città studio del fenomeno e anche della gestione del fenomeno. Cioè noi abbiamo visto negli ultimi 10 anni di giunta l'idea che ha il centrodestra di come gestire una città d'arte. Se riusciamo a invertire questo trend a Venezia, che non è per nulla facile chiaramente, richiede delle politiche abitative radicali, richiede anche un intervento legislativo congiunto fra comune e livello nazionale, perché per legiferare in modo veramente efficace contro i B&B, contro gli affitti brevi, è necessaria una legislazione nazionale. Non si può fare come a Barcellona, che pensa di mettere di fatto al bando i B&B nel giro di 6-7 anni solamente a livello comunale. Lì le autorità locali hanno maggiore libertà e quindi possono farlo. Però Venezia ha un patrimonio di idee, di cultura, di lotte che può veramente elaborare questo problema e invertire il trend. Io ho fiducia nella capacità dei veneziani, dei movimenti veneziani di, come posso dire, di pensare una città diversa. Bello, bella questa prospettiva. Si vede che sei giovane. Ascolta Giacomo, tornando un attimo, dopo magari concludiamo, ma è molto interessante questo discorso e credo gigantesco. Io non ho capito, lo so che è una domanda ingenua, ma perché non ristrutturano ste case, visto che sono un patrimonio edilizio e visto che c'è un problema gigantesco, visto che la città perde ogni anno abitanti, perché intanto non cominciano a risistemare questi appartamenti e non li danno ai molti che probabilmente li vorrebbero? Bella domanda, diciamo. Uno dei punti è, la Giunta ha sempre detto, è un problema che noi abbiamo ereditato. E hanno ragione, questo qua è un problema che naturalmente ci trasciniamo da un bel po'. C'è una canzone di Gualtiero Bertelli, si chiama Le case minime, e racconta delle occupazioni al quartiere delle Casette in Giudecca, ed è una canzone degli anni 70. Diciamo, la questione dell'edilizia residenziale pubblica a Venezia ha una storia lunga. Però adesso, con tutto il rispetto, governano da 9 anni. Quindi ad oggi io mi sento di dire, e non ho paura di essere smentito, che è stata una scelta politica, cioè nei bilanci del comune per quanto riguarda Insula e per i bilanci invece regionali per quanto riguarda Ater, si è deciso che l'edilizio popolare è un residuato novecentesco che ci interessa fino a un certo punto, gli diamo 4 spicci per mantenere un po' l'esistente, come ho detto, per coprire il turnover e poco altro. È stata una scelta prettamente politica, anche perché i fondi il comune li ha trovati per molte cose. Il primo che mi viene in mente è il famigerato Bosco dello Sport. La regione, se facciamo la lista degli sprechi della regione, non finiamo più. Potrei parlare delle Olimpiadi alla Pedemontana, ne abbiamo. È una scelta politica questa, anche perché a livello di politiche per la residenza il comune ha invece investito molto sul social housing, che non è vera e propria edilizia residenziale pubblica, ha dei criteri un po' più larghi, sia anche in alto, cioè possono fare richiesta a molte più persone in social housing, e che però ha degli affitti molto più alti. Quindi come posso dire, è quasi edilizia popolare per un ceto medio. E già il fatto che abbia bisogno di politiche pubbliche anche il ceto medio a Venezia dà l'idea della profondità. La dice lunga. Dopodiché l'ultima postilla che mi viene da dire che c'è anche un problema con le graduatorie, perché la graduatoria veneta per le case popolari è stata impugnata dalla Corte Costituzionale per un criterio che era stato inserito, cioè il fatto che per fare richiesta bisognasse essere residenti da 5 anni negli ultimi 10 in Veneto. Quella cosa qua è stata impugnata e le graduatorie non sono valide per le assegnazioni. Quindi questa cosa qua ha bloccato nuovamente le assegnazioni e sarà necessaria una nuova graduatoria. E io sinceramente, non pensando che
chi dirige la regione sia stupido, perché non penso che siano stupidi. Credo che questa cosa sia stata fatta per alimentare una lotta fra ultimi e penultimi. Ma danno la casa loro che sono in Veneto da solo 4 anni, ma noi siamo qua da sempre, non ce la danno, quando il problema è che ci sono case che non vengono assegnate perché non fanno i lavori, e al massimo si va ad attaccare chi fa le occupazioni, quando le occupazioni si fanno su patrimonio pubblico sfitto e non assegnato, e spesso queste persone mettono a posto, spese loro, l'appartamento, e fanno richiesta successivamente al comune di avere l'assegnazione. Quindi non tolgono una casa a nessuno, perché vanno ad occupare delle case che non sono assegnabili. È il caso delle occupazioni alla Giudecca. Giacomo, ci hai aperto un quadro abbastanza sconfortante per certi aspetti, però dopo ci hai anche, insomma, ricordato che Venezia è ancora una città viva, per fortuna, di idee, di movimenti, di associazioni, quindi questo, insomma, ci fa ben sperare. Tutti sti veneziani che sono qua in linea. No, io volevo un attimino prima di concludere, perché ho fatto andare un po' il sito, che è molto bello, Occio, no? Molto, molto. Raccontaci un po' del sito. Occio è un'associazione con cui Sì. noi ogni tanto collaboriamo, che ha fatto un lavoro incredibile di mappatura della questione abitativa a Venezia. Da un lato, i dati che ho citato sulle case pubbliche sfitte sono presi dal loro sito, ma loro si sono anche occupati di andare a vedere quante sono le case assegnate in locazione turistica, come sono distribuite all'interno della città storica e anche della terraferma. Hanno fatto un lavoro veramente certosino di elaborazione del problema. Se si vuole parlare di questione abitativa a Venezia, o si è semplicemente curiosi, il sito di Occio è, diciamo, è una base di partenza solidissima. Certo. Immagini, sì, interessante. Va Va bene. bene, Giacomo, grazie. Grazie a voi dell'ospitalità. E alla prossima, perché ci saranno, speriamo, sviluppi anche in senso positivo, insomma, su questo problema. Grazie mille. A presto. Presto. Ciao. Ciao ciao. Allora andiamo con il prossimo brano, che li ho invertiti. Lica Ceccato, con una C solo, Lica Ceccato, come un cinema. Yeah, yeah, ya da 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 ya da yeah, in da da de da yeah la yeah, ya da da di yeah, ja ja today. Como num cinema o dia vai e vem, tenho em mim o norte do meu bem. Minhas rodas são meu ouro, meu caminho é o meu tesouro, e com sorte chego mais além. Por cima dos campos eu vou me espraiar, o mundo é maior que meu olhar. Sonho um mundo sem fronteiras, ninguém mais é estrangeiro, já não há pra que nos separar. Vasto é o mar e as histórias pra contar, como as de chegar, partir, ficar, esse é o lugar para se lançar.
da da di la ya da da di como num cinema o dia vai e vem. Tenho em mim o norte do meu bem. Minhas rodas são meu ouro, meu caminho é o meu tesouro. E com sorte chego mais além. Por cima dos campos eu vou me espraiar. O mundo é maior que meu olhar. Sonho um mundo sem fronteiras, ninguém mais é estrangeiro, já não há pra que nos separar. Vasto é o mar e as histórias pra contar, como as de chegar, partir, ficar, esse é o lugar para se lançar. Eccoci qua, allora abbiamo problemi di collegamento con il nostro prossimo ospite, allora direi di mettere un altro brano così messo al volo, Ulisse, Paolo Ganza. I fiori in quel vaso stanno bene oppure no? Li guardi da lontano, già sai quello che dirò. Poi ci pensi, ci ripensi e ne aggiungi un altro in più. E poi sposti un po' la tenda e la tiri anche più giù. E la luce ben soffusa con sapiente abilità. Hai già messo in fresco il vino, anzi, pardon, il tuo champagne. E poi cerchi nell'armadio quella gonna che non c'è, che mi faccia dire ancora che son pazzo di te. Guardi inquieta l'orologio, io non sono ancora lì. Il lenzuolo fa una piega, può andar bene anche così. Dopo aver fatto l'amore, certo il tempo ci sarà di indagare il mio ritardo con gran scrupolosità. Ma quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangon per morto. E Ulisse sorride e benedice, anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. Hai chiamato gli ospedali, hai cercato anche il mio bar. Un amico ha raccontato tutto quel che sa. In effetti l'altro giorno tra il biliardo e un Pernod vagheggiava di velieri, di pirati e di Defoe. 4 stracci nella sacca, qualche libro e un gilet, i miei sandali spaiati, 10 sigari, il caffè. Scendo al buio le tue scale, zitto che non si sa mai, sempre ultimo all'imbarco come i veri marinai. Perché quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangon per morto. Ed Ulisse sorride e benedice, anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. Salperò con l'Ispagnola, il Narciso, il Pecò, stravaccato sul Sartiame, certo mi rilasserò. Farò rotta sud-sud-ovest verso i mari del sud, tieni pure la mia sveglia, a me non servirà più. Perché quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangon per morto. Ed Ulisse sorride e benedice, anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà.
se mai tornerà. Sollecitato dal conte Triloni, dal dottor Livesey e dal resto della brigata di scrivere la storia della nostra avventura all'isola del tesoro, con tutti i suoi particolari, nessuno escluso, salvo la posizione dell'isola, e ciò perché una parte del tesoro vi è ancora nascosta, io prendo la penna nell'anno di grazia 1700 e mi rifaccio al tempo in cui mio padre teneva la locanda dell'ammiraglio Benbow, e il vecchio uomo di mare, dal viso abbronzato e sfregiato da un colpo di sciabola, prese per la prima volta alloggio presso di noi. Eccoci, è terminato anche Paolo Ganz. Vediamo un po'. Vediamo un po' se Davide. Dobbiamo collegarci con. Eccoci qua, ci sei. Finalmente proprio in corner. Ecco qua, con noi abbiamo Davide Ragazzoni, perché chi è Davide Ragazzoni? Batterista, musicista, super famoso, eccolo qua, adesso ci mettiamo anche la foto. Davide Ragazzoni, perché vogliamo, sapete che ci mettiamo sempre il musicista finale, ma quest'anno volevamo anche non solo parlare del musicista, ma anche del suo strumento, quindi Davide Ragazzoni, batterista, ci racconterà anche un po' della batteria, che cos'è, cosa fa, che problemi c'ha, se è carica o scarica. Mi senti? Beh, quello di problemi bisogna caricarla e scaricarla sempre. Sì, mi sentite? Ecco, sì. Sentite? Un po' pianino, I se problemi puoi sono... alzare o parlare più vicino al microfono. Sì, sono col computer. Mi Ecco, adesso sentite bene? sì, Bene, adesso bene, sì. 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 E praticamente il problema è uno strumento molto voluminoso e quindi ha delle caratteristiche anche sonore belle, in quanto è proprio la dimensione dei tamburi e dei piatti. Io per esempio in tournée con Angelo Brandardi ho un gong sinfonico meraviglioso da 40 pollici, che è uno degli strumenti più belli che insomma nel nostro concerto ha una presenza predominante, quindi grandi camion, grandi trasporti, grandi fatica, ma è quello anche il bello dello strumento. In Ecco, effetti insomma. il batterista è sempre quello che arriva prima e dopo è Prima l'ultimo che va via. Certo, assolutamente. Questa è la caratteristica tipica, o le classiche battute, ma non potevi sceglierti uno strumento più leggero, così è normale, insomma. Però comunque tu hai visto quando abbiamo fatto quella bellissima serata al litorale, quando abbiamo portato tutta la roba il pomeriggio, era una cosa molto, tra l'altro è stata una serata bellissima, e quindi insomma è uno strumento che ha questa caratteristica, che però è anche la sua magia, la sua bellezza, insomma, ecco. Ascolta, per suonare la batteria, Sì. un ragazzino cosa deve fare? Deve niente, avere la voglia di studiare, avere la voglia di impegnarsi, come tutti gli strumenti musicali. Adesso c'è un po' una tendenza a usare delle scorciatoie, no? Delle scorciatoie con i computer, con l'intelligenza artificiale, queste cose qua. Avere anche questo senso dell'artigianalità, di colpire i tamburi, i piatti, di avere la coordinazione, il senso del ritmo, l'orecchio attento, vigile all'ascolto della musica, essere predisposti a recepire i messaggi artistici, musicali di quello che vai a sentire. Quindi un bambino, anche quelli piccoli, deve avere una spiccata natura curiosa nei confronti della musica, un po' più difficile insomma da avvicinare, che non sia quella proprio di consumo più, diciamo, più facile. Io quando ero piccolo mi fermavo davanti ai negozi di strumenti musicali, estasiato a guardare i tamburi, i piatti, queste cose qui, insomma. Io avrei anche io una domanda. Allora, confermo che la serata a Cavallino è stata magnifica, grazie. Grazie.
allora una domanda di cui potrei anche vergognarmi, ma insomma la faccio lo stesso. Cioè, la batteria è standard oppure si può ampliare o rimpicciolire a seconda delle esigenze, di quello che si suona, di quanto si deve viaggiare? Esatto, assolutamente sì, ci sono molte configurazioni, dipende dal genere del musicale, e quindi abbiamo per esempio nel mondo del rock progressivo, del metal, hai una batteria molto grande con grandi suoni. Nel mondo del jazz, per esempio, è molto comune la configurazione a 4 pezzi, quindi rullante, il tom, il timpano, 2 piatti, la hi-hat e la cassa. E quindi questa qua è la classica batteria del bebop, la batteria che ha fatto la storia del jazz, ed è piccolina perché è nato tutto anche molto a New York. A New York non si poteva portare nei taxi le batterie grandi, perché a New York non hanno i taxi station wagon, no, le macchine che si può caricare da dietro, quindi hanno inventato la cassa piccola, che adesso tutti i jazzisti usano, ma in realtà se guardi le foto degli anni 30, degli anni 20, 30, la cassa della batteria era molto grande, perché sostituiva e rinforzava il basso tuba prima dell'avvento del contrabbasso. Quindi è assolutamente la mia risposta è sì, ogni configurazione si adatta un po' al genere musicale e quindi ha varie possibilità. Per esempio io nelle tournée uso molti piatti perché ho bisogno di molti colori, quindi più colori scuri per certe canzoni, colori più brillanti per altre. Il citato gong per avere a volte delle cose medievali molto interessanti, scusa, il ballo in fa diesis minore è una composizione di Branduardi molto lì, quello è, per esempio, abbiamo un arrangiamento dove suono il gong violentemente, insomma è una cosa molto bella. Su YouTube, chi vuole dare un'occhiata, basta scrivere ballo in fa diesis minore, live Angelo Branduardi, e per esempio c'è l'uso del gong, quindi varie configurazioni per vari tipi di musica. Ecco. Questa è direi la definizione più importante per quanto riguarda, partendo da un drum set, da una batteria base, diciamo così, insomma. Ascolta, allora le scuole, una volta il conservatorio non è che si faceva batteria, oppure si facevano le percussioni, no? Ma questo è, sì, dimmi. Sì, c'erano le percussioni dove c'era di tutto. Adesso anche nel conservatorio si fa la batteria, diciamo. Sì. No? Sì. È un evento storico, storicamente importantissimo, ancora foriero di qualche polemica per quanto riguarda il rumore che facciamo durante le lezioni, quindi siamo spesso relegati in sedi un po' perché comunque è uno strumento rumoroso, ma è storico perché quando ero molto piccolo, avevo 8-9 anni, che avevo già questa passione, mio papà mi portò al Conservatorio di Venezia e il professore mi disse che non si faceva, la batteria era completamente proibita, letteralmente proibita, osteggiata e quindi non si poteva. Io decisi di non andare perché io invece ero interessato a suonare quello strumento lì. Dopo tantissimi anni avevamo fatto una fondazione negli anni 90, si chiamava BIA, Batteristi Italiani Associati, abbiamo lottato molto, quindi piano piano con l'avvento dei dipartimenti di jazz nei conservatori c'è stata questa rivoluzione pazzesca che è l'introduzione dello strumento batteria nei conservatori. Addirittura c'è adesso batteria pop rock e batteria jazz, quindi è una cosa, ma veramente solo noi che ci siamo dentro tanti anni, io ancora non ci credo che ho la mia batteria in un conservatorio al Pollini di Padova oppure Benedetto Marcello a Venezia, dei tempi musica classica, barocca, Vivaldi, e siamo arrivati una ventina di anni fa, che abbiamo cominciato noi a lavorare con delle graduatorie
fatte apposta sui titoli artistici, e abbiamo cominciato a lavorare e entrare dentro questo mondo, diciamo così, accademico, e adesso rilasciamo delle lauree magistrali a tutti gli effetti, dove si formano i futuri insegnanti, i ragazzi che insegneranno nei licei, nelle scuole medie, cioè, ho degli allievi che già lavorano, sono stato anche a Reggio Calabria, a Parma, in vari conservatori in Italia, e quindi si è diventata un po' questa nuova generazione, che per le nuove generazioni è importante che ci sia una preparazione seria e che abbia la stessa dignità degli strumenti classici, ma ci sono voluti una vita. Io le prime concerti facevo con Brandwald negli anni 90 al Conservatorio di Vienna. C'era il Dipartimento di Musica Popolare, il Dipartimento di Musica Elettronica, il Dipartimento di Musica Pop, il Dipartimento di Songwriting, il Dipartimento della musica tradizionale austriaca, gli Ode. Cioè io rimasi esterrefatto da questa istituzione, e noi non c'era niente in questo senso qua in Italia riguardo, con una tradizione per esempio nelle canzoni e negli autori. Io cito, ho lavorato molti anni con Enzo Iannacci, con i grandi della canzone italiana, quindi non c'era niente di tutto questo, adesso c'è, e quindi è una cosa veramente storica che chi la vive in questo momento la vive nella contemporaneità, ma quando si valuterà l'idea storica di cosa è successo è un evento pazzesco, perché ci sono addirittura dei conservatori che hanno dei dipartimenti pop rock pazzeschi, il jazz, per esempio il Pollini, abbiamo una quantità di allievi interessati, bravissimi, che si fanno onore all'estero. Siamo riusciti, stiamo costruendo il futuro della didattica musicale seria in Italia, ecco. E prima non c'era, adesso che entri la batteria nei licei ci vorrà un po', ma dovrà esserci. Sì, comunque la strada è quella, insomma. No? Ma la strada deve essere quella, perché la musica ha questo anche bellezza, e anche che è importantissimo, però ci sono voluti tanti anni, tanta fatica, tanta diffidenza, insomma, che però adesso è completamente sparita. Adesso appunto abbiamo tesi di laurea bellissime, ragazzi che si sviluppano dei talenti straordinari, siamo molto molto felici, molto contenti. Adesso sta cominciando l'anno. Pronto? Sei sparito. Abbiamo perso Davide proprio sul più bello, peccato. Volevamo sapere cosa sta cominciando. Appunto. Sta cominciando. Ecco, vi ho perso, forse la eccoti. Qua. Boh. Vi ho perso, cari. Eccoci qua, siamo ritornati. Ci stavi dicendo che sta cominciando. Sì, volevo vedere se riuscivo a farmi vedere. Eccoti. Sì, vabbè, ma ci vediamo tra No, era così, dato che sono qui, sono in camera, siamo abituati, c'è stato gli anni del Covid, che abbiamo fatto valanghe di riunioni e di lezioni online, è stata una roba incredibile. Mi sono comprato tutte le telecamere, tutti gli switcher video, queste cose qui, perché insomma, siamo riusciti a tenere in contatto la gente anche così, insomma, è stato veramente molto difficile per tutti. Volevo chiederti, la differenza è abbastanza notevole, ma la batteria elettrica, no? Che magari su un condominio va anche bene a studiare la batteria elettrica con le cuffie, ma le differenze, le problematiche. No, la problematica, cioè è uguale la tecnica oppure è diversa? No, la tecnica è molto simile, la risposta è completamente differente, cioè nel senso che praticamente tu suoni su dei pad, hai praticamente suoni su dei pezzi di plastica che danno la sensazione, poi mandano l'impulso elettronico. E appunto nel periodo della pandemia a Venezia, nelle città, nei condomini, è stata fondamentale la batteria elettronica, perché ha permesso ai ragazzi di studiare, di fare le lezioni
via Skype, via Zoom che facevamo, e quindi è stato e adesso c'è il mondo musicale sta andando tantissimo verso quella, con strumenti costosissimi, parliamo di strumenti che viaggiano intorno ai 10-15 1.000 euro. Di nuovo sei fritto, Davide. Forse è meglio se togli il video. Esatto, se togli il video forse Che ci sente. tieni più, la tua rete tiene meglio. Forse non so se ci senti o se si è Ma scusa, congelato. una batteria. Ah, pronto? No, dicevo i poteri occulti. Ha parlato No, di stavo strumenti. chiedendo, la batteria elettronica Sì. è fatta come una batteria, solo che hai le cuffie? No, sono dei No. pezzi di plastica, come appunto Ah, diceva infatti lui. adesso mi è venuto il dubbio. Sono dei pezzi di plastica dove tu batti e l'impulso dopo viene modificato, Ma quindi non impari la cambia. tecnica? Cambi in effetti, forse la tecnica è un po' simile, Però, come diceva. scusami, Gianluigi, il Sì. ritmo è quello, no? Sì, Cioè, no, vabbè, il tempo è ovviamente forse il quello suono. Allora, che tu scusate, eccoci deve qua. esserci un Stavamo- problema di connessione. Sì, ti conviene tenere solo Allora mi sono l'audio. Sì, a casomai facciamo così. Stavamo provando Faccio magari. No, perché ho provato, adesso mi sono collegato con l'hotspot dell'iPhone, perché ho un ripetitore che lo vedo che sta andando male. Adesso sono con l'iPhone, mi sentite bene? Adesso sì? Sì, benissimo. Allora, Così ti puoi asciugare i la batteria capelli con elettronica. l'iPhone. Con l'iPhone ti puoi asciugare i capelli. Ma, bellissimo. Ma il problema è che questi strumenti sono sofisticatissimi e è diciamo, un aspetto dello strumento, non è l'aspetto preponderante. Su tante tournée importanti è difficile vedere Springsteen che usi la batteria elettronica, Sì, parlo certo. non so, dei grandi o i Rolling Stones o di grandi big band del jazz, però per esempio altri artisti a me hanno chiesto qualche volta, l'ho fatto, e io ho delle strutture elettroniche, dei marchi che mi hanno sponsorizzato in questi anni, quindi si usa anche quello, insomma, ecco, diciamo che immagina con questo nuovo progresso tecnologico fai dei suoni pazzeschi, posso possono essere modificati simulare in modo incredibile. Però per esempio adesso noi abbiamo fatto con Stefano, il mio amico Olivato, abbiamo vinto il premio Tenco con la registrazione di un brano di Califano dove è stata usata l'intelligenza artificiale per la sua voce, però abbiamo usato gli strumenti veri. Stefano ha usato un basso meraviglioso, io ho usato la mia Ludwig, quella bella, con i microfoni belli, un po' alla vecchia, insomma, certo. con l'idea analogica della ricerca del suono, che è quello che poi contraddistingue il musicista uno dall'altro, no? Noi dobbiamo essere distinti per il suono che abbiamo. Invece la batteria ti fa il suono parlo dell'elettronica, certo. Però io la uso regolarmente, c'è la scuola, è un'altra, tipo chitarra elettrica, chitarra acustica, certo. C'è questa, insomma, una simulazione. Ecco. Va bene, Davide, dov'è che ti possiamo sentire prossimamente? In giro, adesso bisogna vedere se ritorneremo, se il tour con Angelo come andrà, perché adesso stiamo aspettando. Poi abbiamo fatto una bellissima tournée purtroppo quest'estate con Adam Holtzman, io e Stefano col trio Big Bang Theory, e Adam è uno dei più grandi musicisti attualmente viventi nel mondo del prog, del jazz rock. È stato il tastierista di Miles Davis per 15 anni, è il tastierista di Steven Wilson, che è uno dei più grandi chitarristi della musica prog di adesso, è il fondatore di Porcupine Tree, un gruppo
incredibile, e noi abbiamo la fortuna da tanti anni di collaborare con lui. Abbiamo fatto una data bellissima a Trieste, l'Ars Jazz, abbiamo suonato un po' in giro e adesso siamo in giro anche con vari progetti e stiamo vedendo insomma con i concerti, però qua in zona, proprio qua vicino, non tanto, insomma, siamo un po' più. Vabbè, ma se tanto ci ascoltano dappertutto. No. Sì, ma noi praticamente sui canali, diciamo, di diffusione più classici, comunque quando c'è un concerto lo annunciamo pure con i nostri allievi, cioè si gira un po', è difficile ormai che spari. Poi c'è un po' la sindrome contraria, perché ti dicono non mi dici mai dove suoni, te l'ho detto dappertutto, dico, a che ora è il concerto? E sicuramente nei social, quando uno ti domanda a che ora c'è il concerto, non verrà mai, è un classico. È matematico. Mamma mia, non mi avverti mai quando suoni, ma come mi piacerebbe vederti. Zero. Quelli che ti scrivono così non vengono mai. Infatti io molte volte mi diverto anche a non scrivere niente, e a non dire niente, non dico niente e vengono tutti perché vengono sempre. Ma se lo scrivo io o se lo scriviamo noi, infatti a volte gli organizzatori, ma devi darmi una mano, devi scrivere. Cioè, certo che ti dico, a che ora comincia? Se chiedono a che ora comincia è matematico che non venga. Va bene. Davide, ti salutiamo, vediamo se ci troviamo anche il prossimo anno, che noi siamo sempre contenti, un piacere. E casomai ci sentiamo ancora nuovamente. Vabbè. Ciao, grazie mille. Magari, grazie. Scusatemi per l'attacco, ma non riuscivo proprio a collegarmi con Inizia. No, vabbè, ti ho mandato anche le foto. Abbiamo messo un brano di Ma Paolo è andata. Lanz. È andata lo stesso. Va bene. Avete ascoltato Va bene. Il Giro del Mondo Grazie, in buona 80 serata. giorni, Buona a cura musica, di Radio ciao. Nostra, in studio Rossella, Grazie. Gianluigi e Remo Omar, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo. Ecco qua l'inizio della sigla finale, abbiamo tirato lungo con la batteria e con tutti i nostri ospiti, però anche questa è stata interessante, no? Come Molto puntata. interessante, molto. Cioè, ci sì. lodiamo e ci sbrodoliamo sul nostro sulla nostra dovremmo poter ascoltare il suo pezzo magari con queste batterie di plastica, sono proprio curioso. Lui ha un sito, cioè fa anche insegnamenti online, l'ho messo prima e si può sicuramente andare a vedere e a controllare. Bene, ma ci sentiamo martedì prossimo? Ci siamo? Certo. Io sì. Sì, ok, era così, tanto per... Già, ma posso farti una domanda Sì. indiscreta? Sì. Che foto hai messo sulla locandina? No, sei partita anche tu sulla Già. locandina? Non si sente. Salutiamo tutti, a martedì no? prossimo.